Salve a tutti, benvenuti a questa nuova puntata di Soundtrack City Plus con Marco Testoni e Massimo Privitera. Ciao a tutti! Allora, oggi parliamo di un film TV uscito qualche tempo fa. Stiamo parlando di Filomena Marturano, insomma, una commedia di certo Edoardo De Filippo, che ha avuto svariate versioni sia televisive che credo cinematografiche. Noi stiamo parlando dell'ultima, quella targata Rai, regista Francesco Amato e con due grandissimi attori, vale a dire Vanessa Scalera e Massimiliano Gallo. Una colonna sonora composta e scritta appunto da Paolo Vivaldi, uno di quei compositori che ancora ci mancava, no, Massimo, nel nostro carnet. Quindi parlaci un po' di Paolo Vivaldi, dici un po', traccia un po' la sua carriera. Allora, Paolo Vivaldi, compositore noto per lo più per il suo apporto alle fiction Rai. Tra l'altro lui proprio ormai è diventato quasi un marchio di fabbrica del suo comporre, quello di affibbiargli tutte biografie. Beh, pensate che veramente ne ha scritte una miriade. Facciamo dei nomi, dalla biografia su Alberto Sordi a Rita Levi Montalcini, da Alcide De Gasperi a Rino Gaetano, da Albert Einstein addirittura a David Copperfield, passando per Adriano Olivetti ed Edda Ciano. Con un suo stile, lui è un autore che ancora oggi ci tiene a scrivere grandi leitmotiv, proprio lui adora e combatte per scrivere il tema, il temone, e poi ovviamente nelle fiction anche il tema è preponderante perché deve attrarre l'attenzione, però ha lavorato anche per il cinema. Tra l'altro lui ha prestato la sua opera compositiva all'ultimo film di Claudio Caligari, Non essere cattivo, quello del 2015, che tra l'altro era stato messo in lista per concorrere come miglior film straniero agli Oscar. Poi la sua colonna sonora è stata candidata al Davide Donatello insieme a poi quell'anno a Morricone e Desplat, quindi comunque grandi nomi. Tra l'altro ci tenevo a dire che proprio Morricone ci ha tenuto a dare uno degli ultimi sue colonne sonore che non ha realizzato per Alberto Negrini, perché ricordate che il grande sodalizio con Alberto Negrini dal Segreto del Sahara in avanti e anche indietro, il Morricone disse che non se la sentiva, non riusciva, e quindi proprio segnalò ad Alberto Negrini di prendere il suo posto proprio Paolo Vivaldi. E tra l'altro voglio fare un collegamento con Ennio Morricone. Noi parliamo di Filomena Marturano, ma sapete che Morricone nel 2010 realizzò per il teatro in TV, come si faceva storicamente nella Rai, per Massimo Ranieri, un Filomena Marturano, un Napoli milionaria, un Questi fantasmi, un sabato, domenica, lunedì, diretti sia da Ranieri e interpretati da Ranieri stesso e da Franza Di Rosa. Quindi c'è sempre un collegamento tra i due. Poi comunque Morricone ci teneva a dire che stimava moltissimo Paolo Vivaldi per il suo modo di comporre, di avere questa grande dote tematica. E poi Paolo Vivaldi è anche un docente, insegna in vari enti, in varie accademie, in vari conservatori, proprio musica applicata alle immagini. Per quanto mi riguarda, io invece, pensa Massimo, la prima volta che ho sentito parlare di Paolo Vivaldi non era per una colonna sonora, ma per un disco che mi colpì per la sua bellezza, un disco che ho ritrovato o nella mia discoteca, ma non me lo ritrovo in questo momento, vi farei perdere tempo, è del 2002 e si chiamava Paolo Vivaldi e l'ensemble Bradamante, Le donne cavalier, l'arme e gli amori, dai canti dell'Orlando Furioso. Un bellissimo disco che era un mix di tanti generi e stili diversi, ma soprattutto c'era molto musica tradizionale, soprattutto proveniente dal Medio Oriente, ma non solo. Peraltro anche con un bellissimo organico, veramente un bellissimo disco che consiglio a tutti di trovare, ripeto, il titolo Paolo Vivaldi e l'ensemble Bradamante, Le donne, i cavalieri, l'arme e gli amori, dai canti dell'Orlando Furioso. Ora, io direi a questo punto di passare la linea a chi? Perché non abbiamo fatto noi l'intervista, ma l'ha fatto il nostro grande, mitico Renato Marengo. Ricordo che la colonna sonora di Filomena Marturano è della Bix Edizioni, quindi presumibilmente la troverete presto anche nelle piattaforme digitali.
Andiamoci a sentire quindi Renato Marego che intervista Paolo Vivaldi. Alla prossima. Ciao. Dunque, una grandissima colonna sonora ha accompagnato il successo di Filomena Marturano, grandissimo lavoro. Tra l'altro tutti a vedere che succede senza Edoardo, era già successo altre volte, ma stavolta diciamo che Edoardo sarebbe stato molto contento di vedere questo lavoro, perché veramente il successo è dovuto alla regia, agli interpreti e alla colonna sonora, una colonna sonora che ha sottolineato dall'inizio alla fine, ma abbiamo anche sentito l'intensità nei momenti più drammatici o passionali. Avevi studiato bene il lavoro prima di fare, com'è andata questa? Beh, dunque, io ho avuto l'incarico dalla produzione della Picomedia di Roberto Sessa, che ringrazio e saluto caldamente per questa meravigliosa opportunità. Sono stato messo in contatto con il regista Francesco Amato, sono andato sul set a Napoli, era il 5 agosto, sono andato ai quartieri spagnoli dove giravano e ho avuto subito un bell'incontro con Francesco, che mi ha dato delle suggestioni dicendomi che voleva raccontare questa Filomena come se fosse una storia universale, che non avesse semplicemente la collocazione partenopea, che poteva essere una storia che poteva accadere anche a Hong Kong, a Parigi. La storia di una donna. La storia di una donna, il trascorso di questa storia di questa donna che ha trascorso un periodo molto difficile della sua vita e finalmente corona il suo sogno di sposare Dummi, come lo chiama lei, e quindi però dentro c'è tutto, ovviamente c'è tutto un percorso che appartiene al mio passato, perché mio padre, che faceva l'attore, ha lavorato per anni in teatro con Mario Carotenuto, con Pambieri Tanzi, poi ha lavorato anche nel cinema con Fellini stesso nel Fine dell'intervista, lavorava con Gino Cervi e Fernandel, quindi generazioni. A casa mia, quando c'era Edoardo De Filippo in televisione, c'era praticamente il coprifuoco, si era obbligati a vedere queste meravigliose commedie in bianco e nero che sono rimaste nel mio cuore, nella mia storia. Quindi quella Napoli la conoscevi? Sì, diciamo l'ho assorbita completamente, perché avendo visto molte volte queste commedie, non solo, ma anche questi fantasmi, queste commedie meravigliose di Edoardo. Insomma, Edoardo a casa mia era considerato un dio assoluto, come Totò, insomma, come tutta la tradizione partenopea. Poi ho lavorato per moltissimi anni col teatro napoletano, con Ruggero Cappuccio, ho fatto molte esperienze a Napoli, con Lello Arena, con Mariano Rigillo, quindi è una cultura che conosco, che ho assorbito. Parliamo anche di Masaniello, di operazioni musicali importantissime. Sì, e quindi lo stesso De Simone, che appunto ho ascoltato e ho ammirato moltissimo. Però in questo caso ho lasciato andare il mio cuore a questa storia, commentando con questi temi. Ho fatto 3 temi praticamente in questo film, che come li chiamavamo con Francesco Amato, tema 1, tema 2 e tema 3, che raccontano sia l'aspetto, per esempio il tema 1, che è quello dell'inizio dei titoli di testa, che racconta quasi un po' anche il mistero di questa storia, no? Che c'è questo rientro a casa, che è di notte, quindi, però giocato con questi pizzicati di archi che danno quel senso di sospensione in questo mondo che fluttua, che c'è e non c'è, sul quale poi si innestano queste melodie del violino che ha eseguito il maestro Alberto Mina, il primo violino dell'Accademia di Santa Cecilia, col quale abbiamo proprio giocato su queste melodie, sopra questi, se vogliamo, tappeti di successioni armoniche di pizzicati. Abbiamo sentito finalmente la grande orchestra nelle colonne sonore, perché adesso ovviamente sia per motivi di investimento economico sia per novità tecnologiche molte musiche si fanno
sintetiche, diciamo, si fanno con strumenti virtuali più che altro. Invece tu hai usato proprio le orchestre, ma abbiamo sentito sia gli archi sia i fiati, abbiamo sentito un'intensità enorme, e poi una parte ritmica che comunque in alcune scene, insomma, era indispensabile. Dove hai realizzato questo? Allora, la colonna sonora è stata realizzata in varie, diciamo, varie puntate. Allora, paradossalmente, tutti i violini solisti che fanno il tema, non solo nelle parti, nei flashback, quelle drammatiche, malinconiche, eccetera, sono state realizzate in quel punto della casa lì, praticamente, con questo microfono qua, alle ore intorno, di solito era sempre verso le 8 e mezza del mattino, quando il maestro Mina, prima di andare a fare le prove con Pappano in Accademia a Santa Cecilia, siccome è un amico fraterno, veniva a prendersi il caffè, io gli facevo trovare i cornetti e facevamo questi temi qua. Al posto degli esercizi. Esatto, questa è una colonna che sta, questi le parti solistiche, invece la parte con l'orchestra è stata registrata presso uno studio che si chiama Abbey Rocchi, che è uno su praticamente a via di Pietralata, missata da Simone Sciumbata, che è un fonico strepitoso, e ho usato però, diciamo, il 90% della parte degli archi sono tutti componenti dell'Accademia di Santa Cecilia, con i quali ho un rapporto ormai da più di 20 anni di collaborazione e di amicizia. Paolo, non si arriva a un grande successo, una grande colonna sonora dal nulla, si arriva da una carriera che appunto hai parlato di sin da bambino respiravi l'aria del cinema, eccetera, che inizia, parte da molto lontano, cinema, adesso anche serie, eccetera. Ricordaci qualcuno dei tuoi lavori ultimi per gli amici di Soundtrack City, tra l'altro Marco Testoni e Massimo Rivera sono qui per dare spazio proprio a questo incontro con te, che è molto atteso dai nostri ascoltatori. Beh sì, io ho cominciato nel 94, ho fatto il mio primo film per la Rai, quindi praticamente fra un paio d'anni festeggio 30 anni di attività, e ho cominciato venendo dal teatro, ho cominciato prima con il teatro, poi dal teatro sono passato al cinema attraverso registi come Angelo Longoni che faceva teatro, poi siamo passati al cinema con film commerciali. Poi da lì sono approdato alla televisione, pur continuando ancora con il teatro, e nella televisione ho avuto la fortuna di fare grandissime monografie, in particolare io ricordo con grande affetto, eccola lì, Rino Gaetano, la fiction con Claudio Santamaria, che è stato un grandissimo successo. Poi ho fatto 2 film con Liliana Cavani, Einstein e De Gasperi con Gifuni. Poi ho cominciato a affrontare grosse monografie come Adriano Olivetti, Luisa Spagnoli, Pietro Mennea con la regia di Ricky Tognazzi, poi Rita Levi Montalcini, Alberto Sordi, Rocco Chinnici. Ho avuto la fortuna, e Daciano il comunista, di fare cose molto interessanti, e nel cinema ho avuto la fortuna di fare delle belle operazioni, ma in particolar modo sono molto legato a quel film di Claudio Caricani, Non essere cattivo, che insomma rappresentò l'Italia agli Oscar nel 2016 e per il quale ho avuto la candidatura al David Donatello, che sta lì, che porto con grande, diciamo, orgoglio, perché è un'operazione bellissima. Si sente che spazi fra grandi melodie, grandi armonie, che non, insomma, al di là della tua cultura, della tua formazione, della tua creatività, c'è qualche maestro che hai conosciuto, che hai usato come punto di riferimento? Qualche... Beh, diciamo che essendo cresciuto allo Studio Forum, dove ho cominciato i miei primi lavori, era chiaro che lì incontravi di tutto, ma soprattutto incontravi lui, Ennio Morricone, quindi è stato per me qualcosa di un faro, una luce. E tra l'altro conoscevo anche Andrea, perché Andrea studiava in conservatorio a Santa Cecilia con me, eravamo in 2 classi diverse con 2 insegnanti diversi, però insomma Morricone è stato
subito un colpo di fulmine per chiunque. E poi però devo dire che ho amato moltissimo sin dall'inizio dei miei studi Ryuichi Sakamoto, che è un compositore strepitoso che ha assorbito la cultura occidentale portando il suo mondo orientale, universalizzando, sì. C'è dentro molto Ravel, Debussy nelle sue colonne, qualcosa di eccezionale veramente. Infatti io porto in giro un concerto che si intitola Morricone e Sakamoto, dove alterno un brano di uno e un brano dell'altro, facendo vedere e spiego, tra l'altro, tra un brano e l'altro, spiego e racconto come sono strutturati i pezzi e come questi autori che sembrano lontani in realtà sono molto vicini, perché racchiudono dentro di loro quello che è fondamentale, l'epos, cioè la loro musica è epica pura. Quindi, e a proposito di concerti, tu porti in giro anche le tue colonne sonore, ovviamente. Adesso sì, hai degli appuntamenti già proprio con queste ultime musiche alle quali immagino aggiungerai anche altri tuoi successi. Sì, parallelamente alla mia carriera, ultimamente sto portando in giro appunto questo concerto, che è due tipi di concerti. Uno è il suono delle immagini, che è un concerto che parte appunto da Rino Gaetano e arriva fino adesso, è un concerto modulare che cambia ogni volta, perché parte da Rino Gaetano e adesso arriverà fino a Filumena Marturano, per esempio, dove io con il pianoforte e il quintetto d'archi racconto i miei lavori più importanti con le immagini dietro e spiego come nasce una colonna sonora. L'altro concerto invece è appunto il Morricone e Sakamoto, dove dentro all'interno però porto una struttura di 3 suite, che sono quella su Adriano Olivetti, Luisa Spagnoli e Pietro Mennea. Però adesso ultimamente con l'Orchestra 131 della Basilicata, che è una nuova orchestra costituita, ICO, che sono quelle orchestre con i finanziamenti dello Stato, ho fatto questi concerti e c'è in programma per quest'estate una cosa molto bella su Pierpaolo Pasolini, il poeta delle Ceneri, il testo, recitato proprio da Vanessa Scalera, la nostra protagonista. Quindi è un concerto per voce recitante e orchestra. E nella seconda parte di questo concerto farò Filumena Marturano. Filumena Marturano che farò adesso, che faccio a Taranto presso il Museo Marta il 22 gennaio, e il 22 gennaio la mattina a mezzogiorno il concerto, dove nella prima parte c'è un'opera dedicata a Calvino, un concerto per fagotto e orchestra con Paolo Carlini, che è uno dei più grandi fagottisti del mondo. Sì, certo. E nella seconda parte faccio la suite di Filumena Marturano, facciamo 2 repliche, una la mattina a Marta e la sera siamo a Martina Franca e nel suo bellissimo teatro. Senti Paolo, ci interessa molto anche questa tua passione per trasmettere la tua conoscenza, questi insegnamenti, anche perché tu hai realizzato questa colonna sonora di Filumena Marturano con la Bixio Edizioni, con la Cinemax, e la Bixio, proprio Franco Bixio ha pensato, in omaggio e nel nome del grande padre e grande Cesare Dante Bixio, di creare una vera e propria accademia per nuovi autori di colonne sonore, la Bixio Academy, e nella quale insomma ci farà molto piacere se tu potrai intervenire a trasmettere ai ragazzi non i segreti, ma proprio l'animo. Nel caso tuo sei nato in una famiglia che aveva a che fare col cinema, ma anche chi si affaccia in maniera seria, professionale a questo lavoro avrà cose da imparare. Ecco, vuoi lanciare un messaggio ai ragazzi che vorrebbero fare questa attività? Beh, il messaggio è quello di crederci fino in fondo, di avere come io la chiamo resilienza, perché la musica io posso fare una piccola premessa, io ho una cattedra in conservatorio a Monopoli, proprio di musica applicata alle immagini da film, poi insegno al Conservatorio di Latina, anche ho delle ore lì, e insegno al San Luis, prestigiosissima scuola di musica di Roma. La prima cosa che io dico ai ragazzi è soprattutto quella che questa è una musica applicata.
e quindi ci vuole molta pazienza, quindi non si è liberi di poter comporre quello che si vuole né così liberamente, ma è una musica che va inserita dentro una sceneggiatura, dentro una storia, dentro un dialogo, dentro delle immagini, dentro un montaggio. E quindi questo comporta un lavoro di applicazione e anche di molta umiltà nell'entrare dentro le arti di qualsiasi genere ed inserirsi e portare la propria arte però a servizio del film. Questa è la cosa importante. Quindi la musica per immagini. La musica per immagini, una musica applicata, e questo per me, per i ragazzi, è fondamentale che loro lo capiscano subito. Grazie Paolo. Grazie a voi.